La seconda commissione consiliare del comune di Agrigento chiede lumi sulla riapertura della piscina comunale di Villa Seta. L'assessore al ramo Gerlando Piparo informa che il concessionario negli anni precedenti ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria sia all'interno che all'esterno dell'edificio e nei mesi scorsi ha provveduto all'accatastamento dello stesso immobile. Ho chiesto di essere autorizzato all'esecuzione delle pratiche finalizzate alla sostituzione dell'impianto termico con l'acquisto di una nuova caldaia a risparmio energetico per migliorare l'impianto e di avere una proroga di 5 anni, adeguare il ticket d'ingresso. L'ultimo adeguamento ISTAT è avvenuto nel 2012 e il Comune dal ticket ha incassato il 25%, deliberata dalla Giunta Comunale 185 del 26 settembre 23. Acquistata la caldaia, si prevede che l'arrivo e l'installazione avverrà entro non oltre l'anno in corso. Il presidente La Felice, insieme ai componenti della commissione Cirino e Contino, si ritengono pertanto soddisfatti, considerate le molteplici sollecitazioni effettuate negli ultimi 2 anni.